Rieccoci dopo la pubblicità, Primus Inter Pares, vi ricordo l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, vi ricordo anche i numeri per interagire con noi, 049 80 777 53 per le telefonate, ce ne sono moltissime, adesso le passeremo, e i messaggi 345 33 41 171. Saluto Marco e Claudio in regia. Allora andiamo subito a vedere dei messaggi perché mi hanno detto ne sono arrivati moltissimi, se ne leggiamo 3 o 4 per il momento. Si può sapere dove lavora oggi, signor Saia? Oggi, adesso ci risponderà, andiamo a leggerli tutti così poi Maurizio ricorderà come. Sono sicuro che la procura saprà fare il suo lavoro, scoperchiando tutte le malefatte che ha denunciato. Quanto ai passati assessori, il suo cane Totò in qualche caso avrebbe fatto un lavoro migliore. Andiamo avanti. Hai fatto cadere una giunta che stava facendo bene solo per i soldi. Andiamo un'altra. Vediamo un po', ce ne sono altri? Per il momento mi dite sì, no, in regia avevo capito 4. Però vabbè, rispondiamo. Il primo dice dove lavora Maurizio Saia, oggi cosa fa di bello? Intanto io vorrei sfatare un mito che un politico non lavora. Io ho sempre lavorato, ho sempre fatto il consulente finanziario e poi aziendale. E da 6 anni, 5 anni e mezzo ho una società in Albania con degli amici albanesi e dove facilitiamo e portiamo aziende italiane partecipare a gare, bande, bandi. Fai il consulente praticamente, faccio giusto? Consulente, società con amici italiani e albanesi, consulenza anche importante. Abbiamo fatto anche cose istituzionali perché abbiamo portato enti importanti come l'Agenzia Veneta. Poi tra l'altro l'Albania mi sembra molto cresciuta rispetto a una volta. È un grande sviluppo, poi è un paese che sostanzialmente io la definisco senza richiami al passato, ma è un po' la 21ª regione italiana. Guarda, c'è la telefonata, però l'ultimo messaggio si è dimesso per i soldi, è vero? E questa è una diffamazione vergognosa, perché chi lo scrive, io lo vorrei avere qua e dici dimmi chi te l'ha detto, dammi una prova, dimmi che, cioè lo dici per l'odio che hai verso chi ritieni che abbia mandato a casa la giunta di destra che avrebbe risolto i problemi del paese, della città, o semplicemente perché è vero, o perché non ti capaciti che una persona rinunci ai propri spazi, alla propria anche fetta di potere minimo che magari apparentemente avevo per motivi nobili, per politica e per onestà. E su questa purtroppo posso parlare poco, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, sì, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, sono Sara da Padova. Non ho capito il nome, mi scusi. Io conosco Maurizio Saia, mi sono anche presentata, l'ho anche cercato. Come si chiama? Mi scusi, non ho sentito il nome. Sara da Padova. Sara, prego. Prego. Niente, io ho parlato più volte, l'ho anche ricercato quando era assessore, visto che ho un negozio all'Arcella, abbiamo avuto diversi problemi, ma non sono mai stata in grado di comunicare con l'assessore nonostante le svariate mail a riguardo della sicurezza, riguardo alle quali non abbiamo mai avuto risposta perché siamo dei commercianti dell'Arcella, e difatti mi chiedevo come mai l'assessore, essendo persona stimata da me, non si fosse mai prestato a venire a trovarci, diciamo. Tra l'altro l'ho trovato anche all'inaugurazione della caserma dei vigili all'Arcella. All'Arcella, esattamente. Certo. E dove mi sono permessa di dire ma come mai è successo questa cosa, come mai ha sfiduciato il sindaco di notte dal notaio, avrebbe potuto andare eventualmente in consiglio comunale a fare una cosa del genere. Certo, però l'ha già spiegato. La domanda qual è? Perché non è arrivato alle sue richieste, alle sue sollecitazioni? Non è arrivato alle mie richieste, tra l'altro sono anche rimasta un po' sbalordita dal fatto che il giorno di inaugurazione lui stesso ha ammesso di non essere contento di avere come sindaco Giordani, dopo averlo sostenuto. Cioè veramente qui giochiamo a... Sentiamo subito la risposta. Giochiamo perché Sara, non è chiaro niente qui. Certo, grazie signora Sara. Allora, la signora Sara dice, uno, che la chiamava, lei non è mai andato. Secondo, che lei alla presentazione all'inaugurazione, mi scusi, della sede della polizia locale all'Arcella ha contestato Giordani quando lei era uno che... Questa è una sciocchezza, evidentemente facciamo finta che abbia capito male,
fossero detto Giordani ha appena iniziato, diamogli la possibilità di, perché lo criticavano già dopo 2 mesi, ma una cosa del genere sarebbe sciocco che io vado all'inaugurazione con Giordani e parlo male di Giordani, non so. Sara ha ragione sul fatto che ha dell'incredibile, però nell'onestà che do a lei, perché comunque è una persona per bene. Io ero andato in negozio, non c'era lei un giorno, c'era la mamma mi pare, e tra l'altro quindi se la ricorda, insomma. sì, me la ricordo benissimo, ricordo anche il negozio, sono stato a parlare con la mamma, tra l'altro avevo comprato anche una cosa, ma questo non per piaggeria, ma perché ne avevo bisogno, ma ha ragione, perché lei mi aveva cercato nel periodo in cui io ero già nel trambusto e avevo anche problemi, perché io ho avuto dei grossi problemi anche con la segreteria. Diciamo che questa Bitonci mi ha letteralmente impedito, facendo un ostruzionismo fantastico attraverso il capo di gabinetto, che ahimè era costretto a prendere ordini anche se non l'avrebbe fatto. Io non sono riuscito ad avere delle segretarie nel momento in cui ce n'era una che per motivi di salute e un'altra che per motivi personali volevano andarsene, e non ho potuto scegliermi neppure la segretaria, non ho potuto avere la possibilità per mesi, quindi ho avuto un momento di crisi che mi faceva impazzire tra le situazioni nei rapporti col sindaco e col comandante, di cui non riuscivo ormai più a canalizzare niente, e una segreteria che non mi supportava con i cittadini. Io ho incontrato centinaia di cittadini, io ho incontrato cittadini che si sono commossi per quanto sono stato dietro, ho seguito le loro cose. Sara ha ragione, con lei è successo un problema di comunicazione, purtroppo, che io mi prendo la responsabilità, perché poi alla fine la segreteria è tua, quindi sei tu responsabile. Certo, io poi so i motivi per cui non mi funziona. E quindi non ha avuto neanche la segretaria? No, io ho avuto un periodo in cui c'era una segretaria da mesi che doveva andare da un'altra parte, quindi lavorava malvolentieri. Una bravissima segretaria, ma lavorava malvolentieri perché voleva andare da un'altra parte, perché vedeva anche tutta la tensione che c'era in un assessorato che ma c'era proprio una tensione così all'interno? Sì, c'era tensione, era un vivere male. Tu avevi un sindaco che la mattina si svegliava e doveva inventarsi un nemico, e questo non lo può negare nessuno, perché lui, cioè ci trovavamo come oggi, faccia così, cioè, e tu sapevi quella giornata era meglio neanche andargli vicino. Non puoi vivere con... Guarda, io sognavo la grande Padova, gli avevo presentato un progetto fatto e pagato oltretutto in campagna elettorale, fatto veramente bene, dove mi ero già mosso con i sindaci di destra, di sinistra, non me ne frega niente, tu fai la grande Padova, devi farla con chi c'è, non è che puoi dire no, quello no, non lo invitare perché mi sta antipatico, quello no perché è di sinistra, quello no perché ha votato alle elezioni provinciali per Soranzo e non per me, quindi non lo voglio, anche se è di centro. Cioè non puoi ragionare in questa maniera. Lui ha diviso la città, oggi Giordani avrà 1000 difetti, è nel rodaggio, non sa far politica, la sta imparando, avrà una coalizione anche che va dai moderati, che siamo, non io, ma insomma la lista che abbiamo messo in piedi e che è stata anche determinante onestamente, visto quel discorso che faceva all'inizio di spaccatura della città in due, eccetera. E la parte sinistra che magari lo fa un po' dannare su certe cose, ma voglio dire, riesce e sta un po' alla volta riuscendo a impostare un buon lavoro. Io oggi l'ho visto pochissime volte da quando sono stato sindaco, l'ho visto oggi e ho trovato una persona molto diversa da qualche mese fa, consapevole del lavoro e che ha il piacere di condividere. Se vado dal vescovo, vado dal rettore, vado dal capo della fondazione, cioè se io vado dalle categorie, dai sindacati, cioè io devo andare da tutti, essere il sindaco di tutti, e fare condivisione, soprattutto in una città complicata come questa. Nos'è cittadea, e lo dico in dialetto, l'unica cosa che dico in dialetto è nos'è cittadea, non è che puoi fare il ducetto, devi avere l'umiltà dal tuo consiglio comunale che ti hai eletto, che ti tieni in piedi, che ti piaccia o no, quello devi rispettarlo e condividere col consiglio comunale, con i consiglieri comunali, no dargli gli ordini a bacchetta, e non riuscire a fare sintesi con tutte le parti sociali, politiche, economiche, culturali di questa città. Sei tu il direttore d'orchestra, il sindaco ha un ruolo fondamentale in questo. Non puoi dire no, da quello non ci vado, la prefetta è una stronza, quell'altro è un traditore. Non si può governare così, ma ha governato anche troppo per 2 anni. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, pronto, buonasera. A voi e a tutti, sono Paola, parlo da Padova. Paola, da dove scusi?
Da Padova. Che zona di Padova? Ci dite che è la zona, così riusciamo a... Certo. Chiesa Nuova. Prego, prego signora Paola. Bene, grazie dell'opportunità. Signor Saia, naturalmente lei dà la sua versione, il signor Bitonci ne dà un'altra. Scusi, signora Paola, mi scusi, se si allontana un attimino le labbra dal telefono, perché altrimenti rimbomba e non la sentiamo bene, gentilmente, grazie. Mi aspetti che mi sposto magari. Ecco, sì, grazie. Va meglio adesso? Un po' meglio, va bene? Grazie. Allora, stavo dicendo che il signor Saia dà la sua versione, il signor Bitonci ne dà un'altra. Naturalmente io, come tanti altri cittadini, non possiamo decidere quale sia la verità oggettiva dei fatti, fatti per fatti, di come sono andate le cose. Però posso dire una cosa è oggettiva, che il signor Bitonci è stato comunque per i cittadini un buon sindaco, che siamo in mani adesso di un sindaco che se le cose vanno avanti così c'è da metterci le mani nei capelli, che comunque il signor Saia signora Paola, mi scusi, se rimane attaccata la cornetta, magari un po' staccata, perché se si stacca non la sentiamo bene, la sentiamo a frammenti, gentilmente, grazie. Sì, adesso mi sento no. A colpi la sentiamo, perché se riesce a star bene la sentiamo bene, se si muove magari un po' meno, prego. Allora, concludo, visto che si sente male, che comunque con Bitonci avevamo un buon sindaco, adesso non mi sembra troppo, abbiamo due versioni, il fatto oggettivo è che stiamo in mano a un sindaco che mi sembra che non vada bene e che comunque dal di fuori e anche dal di dentro il signor Saia per me si è comportato in maniera onesta e sicuramente la mia stima non ce l'ha. Ringrazio molto. Grazie signora Paola. Mi sembra di aver capito che oggi il sindaco Giordano stia facendo molto bene e che non ha la stima di Saia, perché ha fatto, mi sembra di aver capito questo, perché andava via la voce, non andava via. Ma questa cosa è, perché mi mancava anche questa, io rispetto molto la signora anche perché ha avuto un eloquio molto educato e rispetto profondamente ma anche sinceramente le opinioni diverse. Anche perché vuol dire che uno si è fatto delle convinzioni, evidentemente chi non è riuscito a cambiarle vuol dire che non ha saputo comunicare bene. Io ripeto, abbiamo a che fare con un maestro della comunicazione e anche delle fake che è Bitonci, perché su questo la propaganda lui è il numero uno, i social controlla, c'ha un esercito di gente che scrive, fa e sa caricare. Sì, ma avrà fatto qualcosa di bene Bitonci? Ma certo che ha fatto qualcosa di bene, ci mancherebbe. Ci sono, cioè, non è che uno può fare il male assoluto e uno è il bene assoluto, tutti fanno delle cose bene, delle cose male, e ha avuto anche degli sprazzi di, come dire, quasi di condivisione, in cui anche caratterialmente sembrava una persona più tranquilla, più diversa, che, che sembrava voler ascoltare sinceramente. Ci sono situazioni che possono durare un quarto d'ora e poi è un mese diverso, quindi la bocciatura per me c'è, perché comunque se la città l'ha fatto bisogna anche dare atto che poi la città ha ragione, ha avuto ragione a votarlo e a eleggerlo, perché qua il fatto è proprio di democrazia, o si rispetta la democrazia o se mettiamo in discussione tutto, perché quelli che hanno votato una roba sono cretini e quegli altri che hanno perso sono più intelligenti, e allora io non ci sto, e se lo dico io che vengo da una storia che non insegnava democrazia, voglio dire, vuol dire che stiamo veramente perdendo il controllo della situazione. Ma intanto io, quando ho deciso di sostenere dall'esterno, senza anche imbarazzarlo, Giordani, e abbiamo costituito una lista insieme con tanti amici che mi avevano sostenuto 2 anni prima, cosiddetta chiamata area civica, forse non è stato felice perché poi si è confusa con coalizione civica che era tutt'altra cosa da tutt'altra parte, ma vuol dire che abbiamo fatto una scelta sulla persona. Io sono stato credo il secondo, il terzo politico tra virgolette, anche se ero politico uscente, sto detossinizzandomi dalla giunta Bitonci, non so quanto tempo ci vorrà. Tanti amici anche di destra a livello nazionale, vabbè dai è passata, adesso no, proprio ho bisogno di pensare a me stesso,
lavorando onestamente e non per prebende date da chi che sia in cambio di. Ed è sempre fatica, e lo faccio da tanti anni e continuo a farlo. Ma Giordani è una persona che stimavo prima, ho continuato a stimare e stimo anche oggi, pur vedendolo in tante situazioni, magari in difficoltà, con la propria coalizione o magari con i problemi che si è trovato addosso. I compromessi fanno parte della politica ogni Sì, ma i compromessi, cioè fatti da uno che sta bene economicamente, che ha avuto anche l'avventura di vedere la morte in faccia, o la sventura più che l'avventura però per come è andata, e che quindi sa prendere anche le cose con un taglio anche diverso. Io non ci sono arrivato a questo, però 2 mesi fa, grazie a un fratello medico che si è incapponito a farmi fare degli esami, mi ha anticipato un infarto che mi poteva arrivare. Non ho avuto infarti perché anche questo ha messo in giro, i giornalisti mi chiamavano, guarda che nell'ambito di Bitonci dicono che ti è venuto l'infarto e qua e là, e poi ci giocavano anche sopra. Non ho avuto nessun infarto, stavo bene, però 2 stent me li ha messi. Succede, ne ho anch'io. Esatto, ma però volevo dire, se parliamo poi di Giordani vorrei dire delle cose. Certo, parliamo, allora andiamo con i messaggi, Giordani, poi parliamo... Cioè è un sindaco che io ho votato, sostenuto e che sto... Sì, un po', posso dire, è un po' criticato che è poco che è lì, dovrebbero lasciare il tempo di lavorare. Ma un po' di Dio, più, ma stiamo scherzando? Cioè, questo sono d'accordo anch'io, perché quando uno è poco, come lo era Bitonci all'inizio, ci vuole un tempo fisico, fisiologico, per poi... questo non ha mai fatto politica, criticarlo o apprezzarlo. Sta cominciando a conoscere adesso certo, la politica. Cioè, io dico, però ci vuole un po' di tempo, uno certo. Arriva sindaco, dopo 3-4 mesi, c'è anche il periodo estivo, insomma ci bisogna dare tempo, dopodiché se lavora male è giusto criticarlo. Vediamo i messaggi ad ogni modo. Messaggi che, eccolo qui, ma tutto il polso che avevi, perché non hai mai parlato prima? Veloce, rispondiamo tutti così, a uno li facciamo. Ha ragione, io è l'unica torto che mi faccio non averlo fatto prima, perché mando giù, voglio dare l'immagine esterna che non ha messo l'errore di non averlo fatto prima. La seconda dice per colpa vostra, ma ovviamente presumo anche di tutti, per colpa vostra. Diamo il secondo messaggio, regia. Che arriva, per colpa vostra dobbiamo sorbirci Giordani. Ma cosa vuol dire sorbirci Giordani? Io vorrei sapere che cosa vuol dire sorbirci Giordani. Beh, chi era pro Bitonci è contro Giordani. Ma sorbirci che cosa? Cioè, come se fosse il demonio? Cioè, questo è una persona estremamente per bene, è una persona che sta ricucendo i pezzi della città, sicuramente... Ci vorrà un po' di peggio tempo. di una situazione così complicata non poteva entrare, 2 anni, 8 mesi di blocco, 6 mesi, quello che è, di blocco dell'amministrazione, problemi che si sono non risolti da Bitonci. Bitonci non ha risolto una marea di problemi, li ha risolti con la bocca e non li ha risolti effettivamente, a cominciare dalla sicurezza, perché vorrei fare una trasmissione solo sicurezza. Dopo parliamo, se tu mi prometti che fai una trasmissione dove si parla solo di sicurezza, io e Bitonci, guarda, lo faccio volentieri perché mi diverto, mi diverto su quello che ha impedito di fare a me, su quello che ha promesso di fare, mi ha tolto i soldi per farlo, e soprattutto sulla incompetenza che ha quest'uomo in termini di propaganda è numero 1, e mi chino sempre. Bene, vabbè, faremo una trasmissione, invito sia Maurizio Saia che Massimo Bitonci per una trasmissione dedicata alla sicurezza. Ragione, signora, vediamo il terzo messaggio. Grazie dottor Saia, finalmente la verità. Ho sempre avuto stima di lei, oggi ancora di più. Tutti dovrebbero sentire quanto sta dichiarando. Lo sentiranno tutti, non si preoccupi, prego. Dunque è un complimento, quindi... ringrazio. Vabbè, non è un parente? No, spero di no. No, sto scherzando. No, ma c'è anche i parenti che mi criticano. Ma è credibile un individuo che ha cambiato 5-6 partiti, la manca solo il partito 5 Stelle? Mi piace, vorrei vedere la persona, perché queste sono le fake. Io non ho mai cambiato partito. Io sono stato fedele al mio percorso, io vengo dal Movimento Sociale, il Movimento Sociale si è trasformato in ENI, io sono orgogliosamente uno dei fondatori, dei 30 fondatori nazionali che si sono messi dall'MSI, con l'MSI insieme, a trasformarlo in un partito più moderno che era ENI. AN è entrato nel PDL, non l'ho cambiato io, AN ha deciso di entrare nel PDL, il mio leader che era Fini allora ha deciso di entrare nel PDL di Berlusconi e siamo entrati in quella roba lì che francamente non c'è entusiasmo. Che cambio di partito è? Sono sempre non c'era più il partito transitava e entrava in un altro. Il mio leader, quello che mi aveva candidato, che non era Berlusconi, era Fini, a cui francamente le delusioni sono importanti, voglio dire, sia sul piano politico e recentemente anche sul piano umano, ma mi fermo qui. L'ho seguito perché era il mio leader, era quello che mi aveva candidato ed era
come dire, il mio capo politico da N anche quando eravamo al PDL. Non si stia a abbassare. No, basta stavo perché vorrei vedere la persona sì, ho capito, che ha ma scritto sta roba. c'è il monitor, la telecamera la guarda scusa, qui, ma perché mi qui. fa imbestialire la falsità, le fake, visto che sono di moda dirla. E siamo andati in FLI perché rifiutavamo Berlusconi in quel momento, la sua politica, quello che ha fatto. Ma io la componente mia al Senato non ha mandato a casa il governo Berlusconi, non l'ha mandato a casa. Quando abbiamo fatto FLI non abbiamo mandato a casa nessuno. Dopodiché, se guardate i miei voti, lo dico anche se non è che lo dico con vanto, ma i miei voti in quei 2 anni in cui siamo stati in FLI erano più vicini ai parlamentari della Lega. Votavo quasi sempre come loro, ma no perché evidentemente da destra votavo. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? 5-6 partiti Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Pronto, sì, buonasera. Con chi parliamo? Grazie dell'opportunità che... Come si chiama? A noi, Giuseppe. Chiama da Padova? Sì, da Padova. Prego, signor Giuseppe. Prego. Ecco, volevo dire che ringrazio dell'opportunità che ci viene data a noi cittadini di poter esprimere in questa televisione quello che è il nostro pensiero. Mi rivolgevo direttamente a Saia perché io sono uno di quei cittadini e siamo moltissimi qui a Padova che hanno dato fiducia al centrodestra, in particolare al sindaco Bitonci, di cui lei era un fedele collaboratore. Lei che è un uomo di destra, io sono rimasto insieme a tanti altri meravigliato del fatto che in pratica proprio lei di destra oggi ha consentito alla città di Padova di essere più insicura, messa in mano a un sindaco, Giordani, il quale ha dietro di sé una schiera di centri sociali, una Ruffini che conosciamo molto bene, che la casa è una prerogativa prioritaria per gli ultimi arrivati, e lei che è di destra poteva benissimo evitare di fare questa cosa, diciamolo col termine giusto, subdola, nei riguardi di quello che era il capo cordata, che è il sindaco Bitonci. Come mai oggi ci ha messo in queste condizioni di avere una città più insicura? Ci dia una risposta, per cortesia. Grazie signor Giuseppe per la risposta d'obbligo. Maurizio Saia. Intanto la città è più insicura, come lo era anche prima, lo dico da ex assessore, perché determinate politiche di carattere nazionale che non condivido minimamente. Maurizio, scusi la telecamera, sì, questa che capisco. non condivido, sì, no, perdone, hai ragione, certo, chiedo scusa. Che non condivido minimamente, perché sull'immigrazione Minniti sta facendo benino. Se lo cambiavano prima sarebbe stato molto utile non solo al Paese ma anche allo stesso governo e soprattutto ai cittadini. Sì, ma se rispondiamo a Giuseppe, lui dice che per colpa sua... Sai di chi è l'errore? Quando un sindaco perde e prende a pedate la propria maggioranza e la perde dopo 1 anno e mezzo, 2, va bene? La perde, cioè proprio lui con responsabilità 100% sua, pezzi di tutti i tipi, Forza Italia, Lega, gruppo mio che non era nessun partito, li prende a pezzi e perde la sua maggioranza, la dabbenaggine politica e qualcos'altro del centrodestra, dei capi del centrodestra, di ricandidare una persona che ha portato alla sconfitta e poi perdere di nuovo, io credo che questo meriti delle grandi riflessioni su chi ha retto i partiti di centrodestra ripuntando sulla stessa persona. Bisogna avere il coraggio di presentare un nuovo candidato che non fosse Bitonci. Risposta data. Vediamo i messaggi, ce ne sono moltissimi, abbiamo tante cose da dire. Maurizio Saia, e ribadisco sulla sicurezza. La tua mimica facciale ti tradisce, stai mentendo in più punti. Vabbè, questo lie to me, che era la notte... Nessuno è perfetto, andiamo avanti. No, nessuno è perfetto, questo sarà un esperto di mimica facciale. No, andiamo avanti, ho detto, Saia ha ragione su Bitonci, anche Alain Luciani recentemente ha detto che l'ex sindaco è zero in politica. Questa è una considerazione di un nostro esperto. Andiamo avanti con un altro messaggio. Maurizio Saia è un uomo d'altri tempi, un altro messaggio, questo è un complimento familiare.
sto scherzando, dai Maurizio, Cattivo ovviamente che sei. non è così, cerco di, perché magari qualcuno può dire e pensare, poi noi abbiamo tutti i numeri ovviamente di chi manda Ecco, i messaggi. questo è un Bravo messaggio Maurizio, importante. solo chi ha vissuto a stretto contatto con Bitonci sa di che pasta è fatto l'uomo. Non preoccuparti delle voci false che girano. Come hai detto tu, Bitonci è caduto solo per la sua stracotanza Pierfilippo. Le persone che hanno conosciuto e sono state a stretto gomito con Bitonci pensano e dicono queste cose, quando sono liberi di poterlo dire. Andiamo a vedere il servizio sulla sicurezza, parliamo anche dell'attualità, va bene? Perché Parlate di sennò sicurezza diventa- finalmente, che Vabbè, qui tengo molto, guarda, tengo più credo- dei cittadini che dicono che è peggio. ci fa Tra l'altro piacere- i dati dell'altro giorno sono frutto della precedente amministrazione. Quindi Vabbè, adesso parliamo anche anche di lì. dati dell'altro giorno, parliamo tutto. Andiamo con ordine. Allora andiamo il servizio della sicurezza con anche l'intervista all'ex questore di Padova, vediamo. Una città sostanzialmente sicura che, come testimoniano d'altra parte i dati statistici, che anche per quest'anno hanno segnato una sostanziale diminuzione dei numeri dei reati. Nonostante ciò la percezione di sicurezza è sempre piuttosto bassa nei nostri concittadini che vivono un po' l'allarme sociale che si respira. Con queste parole l'ex questore ha lasciato la città, ben consapevole che per quanto le forze dell'ordine facciano quotidianamente per combattere i fenomeni criminali, i cittadini richiedono sempre maggiore attenzione e presenza. In città le zone più critiche sono la stazione ferroviaria e l'Arcella, in quanto quartiere più popoloso e multietnico tra tutti. Ed è proprio in queste zone che sono stati presi dall'amministrazione Giordani i primi provvedimenti in materia di sicurezza, iniziando con il rafforzare i presidi della polizia locale, aprendo prima la tanto attesa sede di via Tiziano Aspetti, anche se da più parti si levano lamentele sul fatto che essa non sia aperta quotidianamente. Si è posizionato sperimentalmente un presidio fisso attivo dal pomeriggio all'1 di notte lungo il Boulevard Stazione, con l'intento di combattere soprattutto lo spaccio di droga, reato molto presente in città. Un provvedimento questo che di fatto non ha allontanato gli spacciatori o al massimo li ha momentaneamente spostati di qualche metro. Ecco quindi che per combattere il fenomeno l'amministrazione è pronta a incrementare le unità cinofile utili al recupero delle dosi di droga nascoste. Si è provveduto inoltre a consentire ai negozi della zona stazione e prima Arcella di prolungare l'orario di apertura fino alle ore 22:30. È stata annunciata a breve la modifica del regolamento della polizia urbana, già rivisto dalla giunta precedente nel settembre 2014. L'intento dichiarato è quello di recepire le nuove normative nazionali in materia di sicurezza e decoro urbano e di dare sostanza al patto per la sicurezza stabilito dalle autorità competenti. Ad oggi l'unico cambiamento annunciato ufficialmente è la correzione dell'articolo 10 relativo all'accattonaggio. Non saranno più previste né la sanzione né la confisca del denaro ai questuanti non molesti. È stato finanziato l'acquisto di 282 nuove telecamere di videosorveglianza che saranno posizionate in 105 punti particolarmente critici della città per fungere da deterrente e scoraggiare ladri, scippatori e spacciatori. È intenzione inoltre dell'amministrazione aumentare il corpo di polizia urbana, come annunciato in occasione del 149esimo anno della sua fondazione. Da segnalare inoltre che l'amministrazione si appresta, come già effettuato in altre città, a posizionare barriere semovibili antiterrorismo lungo alcuni tratti di area pedonale del centro storico e di Prato della Valle. Infine, in materia di sicurezza stradale sono state posizionate le 11 apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche fortemente volute dalla precedente amministrazione. Maurizio, sai, c'è la pubblicità detto da me, non dalla precedente amministrazione, facciamo così. Allora andiamo in pubblicità perché abbiamo sforato, poi ovviamente parleremo del servizio che appena detto di Elisabetta e passeremo a altre telefonate, altri messaggi. Rimanete con noi a tra poco.